Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, rieccoci nuovamente insieme per una nuova stagione di Replay. Ci siamo lasciati, caro Attilio Malena, 15 giorni fa col calciomercato, abbiamo allietato, tra virgolette, abbiamo dato le notizie di quelle che si sono succedute per quanto riguarda le squadre calabresi e noi siamo sempre qua, dopo solo 10 giorni di ferie estive. Assolutamente, direi che in termini Attilio di Malena, il nostro collaboratore Tele Monte Carlo Sport, poi tutto B, chi più ne ha più ne metta. Non andiamo oltre perché siamo qui di parlare di calciomercato, non solo, di carne al fuoco ce n'è tantissima, ben trovato anche a te Franco, come dicevi giustamente tu, tantissima carne al fuoco come di consueto, in termini di abbronzatura certamente abbiamo fatto poca vacanza. Poca roba, e allora io vado a ringraziare per questa nuova stagione, per questa prima puntata di Replay che ricordo ogni lunedì alle 15 su Tele Europa Network, 10 del numero 10 del digitale terrestre, il collega della Gazzetta dello Sport Walter Leone. Grazie Walter. Grazie a voi. Grazie a te, l'invito, e il nostro compagno di viaggio e d'avventura che non è voluto mancare naturalmente alla la prima di Replay per la stagione 2019-2020, Aldo Cennamo. Salve, salve. Mi auguro che c'è in serbo. Però lui il mare se l'è preso, sì, lui il mare che sta venendo dal mare. Noi qui stiamo facendo le saune. Allora, c'è chi può e chi non può. Chi guarda, chi guarda. Allora Attilio, in Serie B pari alla prima giornata di campionato 0-0 con l'arbitro Marinelli, ma questo Marinelli porta sempre la X, abbiamo fatto dei sondaggi, mentre per quanto riguarda la Serie C, parleremo nella seconda e terza parte della Serie C, c'è stata una vittoria, quella del Catanzaro contro il Teramo di Tedino, guarda caso con due giocatori del Cosenza che ieri sono andati molto bene, uno è Arrigoni, ex Cosenza, ex Lecce, e l'altro è Mungo, che da 10 giorni appunto è approdato al Teramo. Poi c'è stata la sconfitta del Rende sul neutro di Vibo Valencia, Luigi Razza contro il Bisceglie, e poi la sconfitta della Vibonese a Monopoli per 1-0. Insomma, una vittoria, un pari e due sconfitte. Sì, la sì. Regina di Mimmo Toscano 1-1 contro la Virtus Francavilla in trasferta. Allora, partiamo subito con gli amici per quanto riguarda il derby di Crotone, poi andremo a vedere tutti i risultati della Serie B con la relativa classifica generale. Vai Attilio. Come dicevi giustamente tu Franco, un weekend che ha detto tanto, soprattutto in termini di indicazioni anche per il futuro, un Cosenza logicamente come ha stesso ammesso Piero Braglia a cui manca ancora qualcosa ma che ha disputato comunque una signora partita anche in inferiorità numerica, contrapponendosi al Crotone in maniera assolutamente competitiva. Dall'altra parte un Crotone che deve limare qualcosa soprattutto nel reparto difensivo, con l'assenza di Spolli qualcosa soprattutto è venuta meno e anche lo stesso Stroppa si aspetta certamente qualcosa in più, ma entrambe le squadre calabresi dal mio punto di vista saranno protagoniste in questo campionato. Il Crotone al momento più competitivo e probabilmente assolutamente più pronto rispetto ad un Cosenza che soprattutto con un Braglia in panchina che è assolutamente una garanzia, con una rosa che è cambiata tanto per forza di cose rispetto alla scorsa stagione, venderà cara la pelle come di consueto. In Serie C una Regina che pareggia in quella di Francavilla, una Regina che deve ripartire dopo una campagna acquisti faraonica, dopo tante novità. Per quanto concerne il Catanzaro una partenza assolutamente importante, un Rende di Andreolli che deve limare anche qualcosina sotto il punto di vista offensivo, ma assolutamente qualche indicazione positiva, soprattutto in Serie B dal mio punto di vista c'è stata. Grazie da Attilio Malena, e allora io direi di andare a ringraziare Enzo Leonetti in regia, caro Walter, che adesso ci manderà la videata dei risultati con la classifica generale della Serie B, Massimiliano Franco per quanto riguarda la Camera, e poi abbiamo Francesco Camposani e Luca Chito alla regia con la messa in onda, mi sembra, di Giuseppe Costanzo. Allora, se siamo pronti io direi di andare a vedere quello che è successo in Serie B. Dicevamo di questo pari del Cosenza, grazie Enzo Leonetti se ci dai la videata con i relativi risultati. Ascoli batte Trapani 3-1, a Cittadella lo Spezia ha vinto per 3-0, pari 0-0, reti inviolate dicevamo tra Crotone e Cosenza, Empoli Juve Stabia 2-1, Perugia Chievo Verona 2-1, Pisa Benevento 0-0, poi Salernitana Pescara 3-1, a Venezia la Cremonese è passata per 2-1, poi Virtus Entella Livorno 1-0 e Pordenone Frosinone il posticipo. Andiamo a vedere la classifica generale dopo questa prima giornata, vediamo le squadre che sono a 3 punti, eccola qua, grazie. Allora
al comando Spezia, Ascoli, Salernitana, Cremonese, Empoli, Perugia e Virtus Entella con 3 punti, poi con 1 punto abbiamo Benevento, Cosenza, Crotone, Pisa e a 0 punti un bel po' di squadre, ad iniziare da Frosinone, Pordenone, comunque hanno una partita in meno, Chievo, Juve Stabia, Livorno, Venezia, Pescara, Trapani, Cittadella. Torniamo in studio, Walter, allora cominciamo ad entrare in clima derby, mentre io vi ricordo che subito dopo la prima pausa pubblicitaria ci metteremo in contatto con la redazione di Gazzetta del Sud di Crotone con la collega Claudia Berlingeri, subito dopo avremo il nostro amico e collega Alessandro Russo che si occupa come attilio di calciomercato di Serie A BC e poi nella terza parte con Gabriele Martino, ex direttore generale della Lazio e della Regina, attualmente dirigente calcistico in quel di Coverciano. Walter Leone, vai! Guarda, la prima partita è sempre quella che dà meno indicazione rispetto a tutte le altre, però c'è un dato che emerge e che conferma quanto sia importante e fondamentale nel calcio la continuità. Il Cosenza, che se ne dica, ha giocato con 8 undicesimi della passata stagione, per cui c'erano in campo 8 calciatori che conoscono bene il modo di interpretare le partite, il calcio da parte dell'allenatore Braglia. Le tre novità sono state Monaco, che diciamo come fosse il sostituto di Dermacu, poi c'erano Carretta e Pierini al posto di Embalo e Tutino, se vogliamo, anche se Litteri non era un titolare almeno nell'ultima parte di campionato. Questa continuità ti ha permesso di fare una partita come il Cosenza avrebbe dovuto fare. Alla fine il risultato di pareggio ritengo che sia giusto, le cose migliori le ha fatte come singolo Cordaz, non a caso mi pare che all'unanimità sia stato giudicato il migliore in campo perché è stato colui il quale in 2 circostanze ha detto di no a Carretta, soprattutto sul finale del primo tempo, quella grande parata sul tiro a giro di sinistro dal limite dell'area. Il Crotone ha avuto un più possesso palla, il Crotone ha dimostrato nell'arco della partita di essere più squadra del Cosenza, però Perina, a parte in una sola circostanza nel primo tempo con il tiro dal limite, mi sfugge il nome del il numero 30 Parli del Crotone? Del Crotone, sì, mi sfugge il nome, non ha fatto grandi interventi, erano sempre lì. Simi all'inizio, poi c'è stato... Come? Quel tiro di colpo di testa di Simi all'inizio. Di Simi e poi il tiro dal limite sì, per cui voglio dire, alla fine il risultato... E poi Golemic lì che praticamente... Il risultato di pareggio è giusto, è chiaro che se avesse vinto l'una o l'altra non ci sarebbe stato granché da recriminare. Allora, Aldo Cernamo, 2000 spettatori di Cosenza, 2000 tifosi sono stati al seguito dei rossoblù a Lezio Scito, una bella carovana, la squadra li ha ripagati con la stessa moneta, Braglia diciamo, è stato messo, come dire, è stato colui il quale ha avuto il voto più alto dopo Cordaz, come diceva giustamente Walter Sponda Cosenza, perché ha disegnato veramente una bella squadra, una squadra che poi ha sofferto, dobbiamo dirlo, poi sentiremo anche lo stesso Braglia, negli ultimi 15-18 minuti per l'espulsione di Sciaudone, e lì a Sciaudone vanno tirate un po' le orecchie perché era stato già ammonito, aveva dato praticamente 2 falli stupidi, esatto, uno più dell'altro. Aveva buttato a terra con uno spintone un giocatore, lì l'arbitro Marinelli che ha preso la sufficienza ha chiuso non un occhio Caravaldo ma tutte e 2. Ma più che l'arbitro direi anche il collaboratore che era lì vicino. Quindi voglio dire, è un peccato perché poi parleremo anche dell'assenza di Sciaudone, perché è un'assenza pesantissima nell'economia del centrocampo rossoblu. Poi aspettiamo qualche novità che ci darà lo stesso Attilio, ci darà Alessandro Russo, vediamo quello che bolle in pentola. Partiamo comunque dalla tifoseria del Cosenza, vai Aldo. Parto dicendo, salutando Emilio e Francesca che stamattina mentre prendevo un caffè mi ha detto ma oggi alle 15 sul replay sull'ammiraglia c'è? E io a sentire ammiraglia sono rimasto contento perché è una cosa che mi sono inventato e pare che stia già prendendo corpo e quindi vi saluto con piacere. Andiamo alla partita. Guarda, io parto prima dalla tifoseria, poi dalla partita. La tifoseria, 2000 tifosi al seguito, sono tanti.
anche perché era il mese di agosto, caldo, tutto quello che vogliamo, quindi vuol dire che questo pubblico è fortemente legato e affezionato a questa squadra, a Braglia, ai giocatori, alla società, a tutto quello che c'è nell'ambiente del Cosenza. Questo è già un sintomo che deve molto essere esaminato in questi ultimi giorni di mercato dalla società, perché questo Cosenza che ha sorpreso tutti, compreso me. Onestamente io non credevo che il Cosenza potesse andare a Crotone e fare quel tipo di partita e dominare, perché la poteva tranquillamente vincere e non c'era nessuno scandalo, quindi per me è stata una sorpresa. Vuol dire che gli 8 giocatori a cui faceva riferimento Walter e i 3 innesti nuovi sono già una qualcosa che ha incominciato a disegnare Braglia. Adesso ci vuole qualcosa, la ciliegina sulla torta. Se questa ciliegina sulla torta dovesse arrivare, e in questa settimana ne sapremo, perché mi pare che il 2 chiude il calciomercato, il Cosenza, se dovesse riempire alcuni vuoti che ci sono tra il centrocampo e soprattutto l'attacco, probabilmente quest'anno ci farà divertire. Ma è chiaro che andare a Crotone, fare un pareggio, ti crea entusiasmo, adesso bisogna anche vedere come andrà la campagna abbonamenti, i biglietti con la Serenità e il derby del Sud. Non anticipare i temi, Aldo, abbiamo tantissimi temi, andiamo a braccio, ma abbiamo tantissimi temi. Pur non avendo scaletta andiamo a braccio. Questo risultato per quanto mi riguarda è un risultato che il Cosenza ha meritato sul campo contro un Crotone che secondo me per i giocatori che sta prendendo, che ha preso, potrebbe veramente quest'anno puntare in alto. Per il Cosenza ha fatto Braglia ha mischiato le carte, nessuno di noi è riuscito a capire la formazione che andava in campo e ha sorpreso tutti. Con questo sorprende il Cosenza ha portato un pareggio meritato, aspettiamo adesso di vederla nella continuità di 3 partite difficilissime per vedere cosa succede. Attilio, che vogliamo fare? Vogliamo andare a vedere prima gli highlights della partita e poi parliamo di Max Lopez, di quest'ultimo acquisto del Crotone, di questo diciamo appuntellato con Mazzotta ex Palermo, insomma. Poi sono rimasto un po', per la verità ti devo fare questa domanda, perché avevano preso Gigliotti come si vuole della Salernitana, che è un terzino sinistro, ma Mazzotta anch'esso un terzino sinistro, vuole raddoppiare sulla fascia lì a sinistra, sulla catena di sinistra, stroppa? No, io credo che Gigliotti sia stato preso come terzo di difesa nel 3-5-2, ma come diceva giustamente Aldo prima, l'assortimento che il Crotone ha messo in campo a disposizione di Giovanni Stroppa è assolutamente di valore, con l'innesto di Maxi Lopez, con un ingaggio assolutamente ulteriormente che fa percepire come il Crotone creda molto di poter far bene in questo campionato. È un campionato a cui bisogna dar atto di essere livellato verso l'alto, con Benevento, Frosinone e Empoli che hanno qualcosa in più, ma anche già da questa prima giornata si percepisce come Crotone e Cremonese, secondo me, possono essere realmente lì fino alla fine per poter dar fastidio alle 3 battezzate in grado di poter arrivare fino alla fine a giocarsi il tanto agognato posto in Serie A. Ma giusto una premessa sul Cosenza: ciò che ha promesso Braglia in conferenza stampa poi puntualmente si è verificato in campo e fa percepire quanto Braglia nonostante tutto abbia sempre il polso della squadra al 100% e come la squadra segui Braglia in tutto e per tutto. Il Cosenza è sempre stato compatto sul pezzo, pur avendo magari qualche pezzo in meno rispetto al Crotone anche in termini numerico. Il Cosenza non è mai andato realmente sotto, è stata una gara molto equilibrata con entrambe le squadre, come giustamente diceva Walter, che hanno da recriminare per delle occasioni fallite, Carretta col miracolo di Cordaz e dall'altra parte il colpo di testa di Golemic che poteva quantomeno svegliare un Ezio Scida assolutamente in festa. Grazie a Attilio Malena. Allora Enzo Leonetti, andiamo a vedere subito gli highlights dell'Ezio Scida, questo 0-0 tra Crotone e Cosenza, e poi andremo ad ascoltare i 2 allenatori, prima Stroppa, allenatore del Crotone, e poi Piero Braglia, allenatore del Cosenza. Grazie. Peccato che le immagini non rendano giustizia allo spettacolo del derby. Certo, ci sono le azioni salienti, i volti dei protagonisti, ma si intravede soltanto il colore dei tifosi. Eppure gli 11.000 che hanno riempito lo Scida meritavano una menzione speciale e magari qualche carrellata in più. Se in campo, nonostante il gran caldo, si è vista una gara intensa, è stata anche per merito loro. Il pareggio tra Crotone e Cosenza è un risultato giusto e, al di là delle recriminazioni di parte derivanti dall'evidente migliore condizione dei padroni di casa e dalle clamorose occasioni capitate agli ospiti, rispecchia quanto si è visto in campo.
l'abbraccio finale tra Stroppa e Braglia è l'immagine che meglio sintetizza un confronto che i due allenatori avevano letto in anticipo. Basterebbe riavvolgere il nastro e ascoltare la presentazione della gara per capire quanto il copione non si sia discostato dalle previsioni, soprattutto per merito del tecnico toscano, bravo ad imbrigliare la verde degli avversari e a far ripartire i suoi nel modo più pericoloso possibile. E se è vero che una mano al Cosenza l'hanno data gli infortuni di Molina e Spolli, che hanno privato Stroppa della possibilità di modificare assetto e caratteristiche della squadra attraverso i cambi, c'è anche da dire che dopo l'uscita di scena di Daniele Sciaudone, il Cosenza è stato costretto a giocare limitandosi a contenere un avversario che sentiva il profumo di una vittoria servita su un piatto d'argento, ma rimasta soltanto un desiderio grazie alla compattezza di una fase difensiva quasi perfetta, così come vuole la tradizione delle squadre forgiate da Piero Braglia nelle ultime stagioni. Il derby servirà al Crotone per studiare nuove soluzioni e risultare meno prevedibile, al Cosenza per accrescere la propria autostima dopo un precampionato non proprio brillante e continuare il percorso di allenamento tra vecchi protagonisti, già al top per condizione e affidabilità, e nuovi innesti, quelli già in rosa e quelli che verranno in questi ultimi giorni di mercato. Finale dedicato ad Angelo Corsi, il capitano è tornato in campo in campionato dopo 6 mesi, riprendendosi fascia e ruolo da leader. E se non è una buona notizia questa? E allora io vorrei partire da Walter Leone e Angelo Corsi, perché noi lo abbiamo seguito da 6 anni e mezzo a questa parte, in tribuna stampa ci troviamo spesso e quindi parliamo di Corsi. Quando non c'è stato Corsi a volte la mancanza si è fatta sentire. Allora il nostro Angelo, tra virgolette, come lo hai ritrovato dopo 6 mesi? Lui non ha fatto vacanze insieme a Didda, si è messo lì ad allenarsi col preparatore atletico. Salutiamo l'amico Pincente e tutto lo staff tecnico, salutiamo Piero Braglia, so che ci seguono. E allora Walter, parliamo di grande forza di volontà, perché ci teneva ad essere pronto per la prima di campionato, che ce ne fossero di calciatori come Corsi. Vero. Ma è stato, credo, in assoluto il calciatore più criticato nella storia del Cosenza. Però quando si fa una Io ricordo, scusami, perché poi la memoria ci aiuta, no? Nonostante i capelli bianchi, ricordo quella partita a Monopoli, quando fu chiamato sotto la curva, così insieme a tutto il sportivo Trinché, e molti dissero: signori miei, fate le valigie, 1 e 2 e andatevene a casa. Questi sono i corsi e i ricorsi del calcio, giusto per ricordare l'aneddoto, non per altro. Per fortuna c'è il terreno di gioco, che è quello che poi dà le risposte. Io sono molto di parte, perché con Angelo c'è stato feeling sin dal primo giorno che è venuto a Cosenza. Credo che sia uno dei pochissimi degni eredi di Gigi Marulla con la fascia di capitano al braccio. Ne sono passati tantissimi è vero, da Cosenza che hanno indossato la fascia da capitano. Sono molto contento per lui, lo ha dimostrato sul campo, ha fatto una grande partita, ma poi al di là della prestazione, il fatto che lui sia un punto di riferimento per lo spogliatoio significa che al momento, ad oggi, in assoluto il miglior acquisto del Cosenza della stagione 2019-2020 è proprio Angelo Corsi. Angelo Corsi, allora io vi leggo subito un WhatsApp che è arrivato da Giuseppe Thomas, che salutiamo, che è il nostro affezionato. Bella prestazione dei Lupi a Crotone, complimenti per replay, grinda, determinazione e voglia di non mollare. Ora completiamo l'organico e ci divertiremo davvero quest'anno. Sono le parole che ha detto anche il Presidente Guarascio, caro Attilio. Prima della partita il Presidente Guarascio ha twittato il famoso cinguettio, prima era di 140, poi l'hanno portato a 280, qualcuno non lo sa e magari va oltre, non è il caso del Presidente Guarascio, per carità. E allora ha detto prima il derby, poi completeremo la rosa, questo è il cinguettio, quindi il tweet del Presidente Guarascio, e vi aspetto tutti al Marulla per la Salernitana. Quindi questi sono stati i 3 passaggi fondamentali in questo tweet del Presidente Guarascio. No, sono 3 temi importanti infatti, che vogliamo snocciolarli, spingono comunque il Presidente Eugenio Guarascio ad indicare la strada maestra. Per quanto concerne il mercato e le strategie è sembrato tutto chiaro sin dall'inizio. Il Cosenza può fare, rispetto ad altre formazioni, un mercato d'attesa. È stato un mercato d'attesa con elementi che hanno sicuramente rinforzato una rosa che al momento, dal mio punto di vista, è competitiva, ma che a cui manca quei tasselli in grado di garantire realmente il salto di qualità. Il centravanti, perché Litteri anche contro il Crotone ha
disputato una prestazione di sacrificio, ma manca quello stoccatore, manca quello stoccatore in grado di poter dare anche fiato a Litteri, perché Litteri in condizione anche tra Venezia e Cittadella su tutti ha dimostrato di essere un calciatore assolutamente da Serie B. Manca il centrocampista in grado di aggiustare i tempi, ma non magari anche gioventù, freschezza, manca l'esperienza a questo centrocampo del Cosenza. Da un certo punto di vista l'identikit era stato individuato e centrato sull'esperienza, ma successivamente con il passaggio o quantomeno la valutazione del possibile cambio modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1 la strategia può variare per quanto concerne l'attaccante. Le idee sono abbastanza chiare. Qua bisogna capire se non è che si è voluto cambiare il modulo, secondo me è che non si è arrivati all'obiettivo e per necessità Braglia ha una settimana. Siccome Braglia sta dimostrando di essere un gran signore, diciamola tutta, perché se fosse stato il Braglia di qualche anno fa, quello che non le mandava a dire, un po' più fumino, un po' più che non le mandava certo a dire, la saggezza si conquista con gli anni, ha voluto mantenere, dice vabbè, non mi avete preso i calciatori, mi avrete preso per i fondelli per 3 settimane, 4 settimane, mi adeguo. E quindi ha cambiato modulo. No, ma da questo punto di vista anche durante il precampionato però è stato molto intelligente, perché dobbiamo dire, è stato intelligente perché Attilio ha preso i giocatori, dice vediamo le caratteristiche, vediamo quello che posso fare in attesa che il DS Trinchera completi l'organico. No, ma su questo Braglia non le ha mai mandato a dire, anche dopo gli scivoloni contro il Monopoli ha sempre messo le mani avanti, sostenendo anche come il Cosenza più di questo non possa fare. Tu hai giocato al 120% a Crotone, adesso ti faccio ascoltare quello che ha detto Braglia. No, ma è una chiave di lettura assolutamente condivisibile quella di Walter, ma anche per il budget che il Cosenza ha a disposizione per scelta, serve arrivare negli ultimi giorni di mercato, con le occasioni di mercato che possono fare da un lato la differenza, ma c'è anche da mettere in conto che possono essere un boomerang. Questo bisogna anche dirlo, perché non lo dice certamente Attilio Malena, ma lo dice la storia del calcio mercato. Guarda Attilio, prendi l'esempio di Monaco, è un calciatore che è arrivato da una stagione in cui è stato fermo, però questo è dalle prime parole che ha dimostrato di avere grande voglia di riscatto. Poi sono questi gli elementi che vanno a fare la differenza. Giusto. Però non hai sempre la fortuna di beccare il Monaco di turno, questo voglio dire, perché se l'impianto di gioco della Cosenza di Braglia doveva essere il 4-3-3, purtroppo ha soltanto adattato o approvato con alcuni calciatori. Canutè era lui che doveva fare il regista, ma Canutè, almeno da quelle che sono le informazioni in mio possesso, non è un regista, è un centrocampista da 4-4-2, è un centrocampista centrale, non ha il passo del calciatore, ecco, non è quello che avrebbe dovuto sostituire Palmiero, per cui è chiaro che si fa di necessità virtù. Poi ha avuto l'intelligenza Braglia di capire che la situazione non sarebbe modificata e allora si è inventato. A proposito di prestazione, poi andiamo a sentire. Complimenti a Baez perché a un certo punto ha fatto il quinto di sinistra, maggiormente responsabilizzato, è stato uno che si è sacrificato molto in fase di non possesso, perché quando vai a giocare una partita in trasferta e non devi fare gioco è più facile, sicuramente. Io penso che sentiamo Aldo Cennamo. Sentiamo Aldo. Poi mi dovete parlare di quella marcatura di Pierini su Barberis che ha praticamente strozzato la fonte di gioco del Crotone. Che le squadre andrebbero che il calciomercato dovrebbe chiudere prima che inizi il campionato. Io l'ho sempre sostenuto, perché non è possibile che il giorno 2 chiude, può darsi che i giocatori che hanno fatto gol, hanno giocato ieri, poi che ti ritrovi e poi ti fanno altri gol oppure te li ritrovi con te. È una cosa veramente inverosimile. Però io ho sempre sostenuto che Braglia aveva necessità di avere una rosa prima che iniziasse il campionato al completo, perché poi c'è tutto. Braglia però ha mandato dei segnali. Quando Braglia dice io non ho fatto mai la Serie A, la vorrei fare la Serie A, probabilmente poi ha detto ma noi facciamo un campionato che ci dobbiamo salvare. Cioè un allenatore che parla così può darsi che tra le righe puoi leggere e dici io però non mi vorrei salvare quest'anno, vorrei andare oltre, allora compratemi
prendetemi i giocatori che io vi ho segnalato, perché Braglia ha segnalato i giocatori, perché Braglia non è che si contenta, tu mi porti il giocatore e io me lo piglio, no, Braglia è un allenatore che dice prima, aspettate un attimo, questo è un elenco di giocatori A, B e C, questi giocatori mi servono, se prendete giocatori che non sono per il mio caso, mandateli via perché io non li accetto, perché questo è Braglia è uno che è proprio il toscanaccio e il modo di pensare di Braglia è questo. Allora è chiaro che adesso però il Presidente ha fatto un'uscita prima di Crotone che secondo me ha dato anche un po' di tranquillità alla società, quando dice giochiamoci questa partita all'ambiente, facciamo il derby, dopo il derby noi andremo sul mercato, ci sono già, Trinchiera so che già sta operando e porteremo a Cosenza 2 o 3 elementi che fanno la differenza, perché qui non possiamo pensare di portare i giocatori che vengono a ci vuole giocatori che fanno la differenza. Ci sono questi giocatori che fanno la differenza? Io penso che ci sono, allora, però è chiaro che ci vuole i soldini purtroppo, però la società del Cosenza non ha mai subito, ha pagato sempre i giocatori, non ha mai subito multe, penalizzazioni. sono 8 anni che sto presidente, è chiaro che il presidente sia un pochino oculato, che faccia l'imprenditore come spesso gli imprenditori vengono definiti, però nella gestione non gli puoi dire nulla. Io avrei preferito per esempio che la squadra fosse già completa, la squadra avesse già i suoi tempi, i suoi allenamenti, perché la squadra l'avevi detto, ma ti devo bloccare che dobbiamo andare in pubblicità. Per cui aspettiamo, questa settimana si chiarirà tutto e vedremo di che campionato quest'anno da grandi dobbiamo fare. Grazie Aldo Cenna, ma loro ci fanno segno dalla regia, andiamo subito in pubblicità, poi dopo Enzo Leonetti ci mette in contatto con Gazzetta del Sud di Crotone con la collega Claudia Berlingeri. Restate con noi, grazie. Allora, seconda parte di Replay, questa nuova puntata, prima puntata della stagione 2019-2020 calcistica naturalmente, e stavamo entrando in argomento, caro Attilio Malena, di Barberis, Pierini, la mossa fatta da Braglia. Nel frattempo ricordo di metterci in contatto con la collega Claudia Berlingeri da Crotone, vediamo che clima si respira a Crotone, dopo sentiremo anche le dichiarazioni del post partita di Stroppa che era un po' piccato, ha parlato di una squadra del Cosenza che è praticamente al limite del regolamento, le entrate eccetera, poi ve lo farò ascoltare per intero, ognuno trarrà le proprie conclusioni. Allora, no, Pierini, la mossa tattica, ecco, noi parliamo di tattica calcistica. No, premesso che il Crotone ha il centrocampo più forte della Serie B, con Barberis fresco di rinnovo, Benali per cui sono stati respinti tutte le offensive del Perugia con Massimo Oddo che avrebbe fatto e farà carte false fino a quando ci sarà tempo per averlo a Perugia, e lo stesso Zanellato che è un centrocampista maggiormente di inserimento. La mossa a Pierini è stata propedeutica al Cosenza, venendo meno al Crotone una fonte di gioco. È stata assolutamente una mossa indovinata, con Pierini che ha le caratteristiche per ricalcare anche maggiormente, magari di gamba, di velocità rispetto a Tutino. Segnerà probabilmente meno rispetto a Tutino, ma ha fatto intravedere quei guizzi in grado di poter decidere la partita da un momento all'altro. Pronto? Mi dicono che abbiamo Claudia Berlingeri da Crotone al telefono, vediamo se c'è. Pronto? Sì, buon pomeriggio. Ciao Claudia, buon pomeriggio a te, grazie per essere intervenuta. Allora eri allo stadio Ezio Cida, hai visto la partita, ho letto il tuo articolo, i tuoi voti. Dimmi 2 cosine perché dopo dobbiamo metterci in contatto con Alessandro Russo della Rosea, sul Crotone in particolare e sul Cosenza, che Cosenza hai visto. Grazie Claudia. Sì, la partita è finita 0-0, chiaramente reti bianche, ma insomma il risultato giusto dal mio punto di vista, visto che insomma il Crotone ha provato a fare la sua partita cercando di costruire come fa sempre, come vuole sempre Stroppa, però non è riuscito a trovare il guizzo giusto neanche quando si è provato in superiorità numerica, quindi questo deve far riflettere molto Stroppa, anche se bisogna dire che Molina sulla destra, lui che sta sempre a sinistra, ha perso molto rispetto al solito. Infatti rispetto alla gara con la Sampdoria e con la Arezzo in Coppa Italia, il Crotone ha fatto 2 passi indietro sotto un bel po' di punti di vista. Il Cosenza, d'altra parte, il punticino, come ha detto lo stesso Braglia, è stato un miracolo per loro, perché
bloccando il centrocampo rosso-blu, il centrocampo del Crotone. Quella è stata la chiave tattica della partita. Hanno bloccato, l'ha detto lo stesso Braglia, è andato a bloccare la fase di impostazione rosso-blu. A mio modo di vedere anche Corsi ha fatto una splendida partita, perché insieme a Baez anche, quindi il Cosenza ha fatto intravedere, ha fatto una gara di grande compattezza, una gara di grande carattere. Chiaramente non può continuare solamente così per tutto il campionato, nel senso che si è visto che sia a livello numerico e anche di qualità manca ancora qualcosa alla squadra, per cui sicuramente c'è da intervenire sul mercato fino al 2 settembre. Sono convinta che sicuramente il Presidente si muoverà in questa direzione. Parlaci di Max Lopez, l'ho visto girare per il campo con la sciarpa, selfie, fotografie eccetera. E quando sarà pronto l'argentino? Ieri la preparazione riprenderà oggi per la prima trasferta stagionale, ma Maxi Lopez ieri ha lavorato con una doppia seduta, perché ancora chiaramente non è, deve ritrovare la forma migliore, per cui secondo me se tutto dovesse andare bene, perché poi sai bisognerà vedere come risponderà agli allenamenti del mister, del preparatore atletico. Forse per la prima interna con l'Empoli potrebbe essere magari utilizzabile gli ultimi minuti della partita, però ripeto, è tutto da vedere, perché bisogna valutare bene come è arrivato anche, ma questo anche i preparatori oggi se ne sapranno dire di più. Vediamo se c'è Aldo Cenno, voleva intervenire tu con Claudia, che poi la salutiamo, ci deve lasciare. Una domanda molto... l'avevo fatta già l'altra volta, quando le chiesi se il Crotone quest'anno avesse di nuovo puntato a vincere il campionato. Mi pare che dagli ultimi acquisti, per la rosa che si ritrova, probabilmente anche quest'anno, anche se ci sono squadre molto agguerrite, Cremonese, Benevento, Chieti, Chievo ed altre, secondo lei questi acquisti che ha fatto sono in proiezione di un campionato di avanguardia, oppure il Crotone quest'anno cerca di ridimensionarsi? No, è palese ormai quegli acquisti con la campagna che ha fatto il Presidente, ma ancora non è finito dal punto di vista del mercato per il Crotone, perché ora bisognerà vedere anche Spolli come sta, probabilmente uno stiramento al polpaccio, bisognerà vedere Molina, probabilmente una distorsione alla caviglia per lui, quindi almeno 1/2 difensori ci vogliono, perché Curado probabilmente lo rivedremo in campo a novembre, probabilmente, per cui tra gli acquisti Maxi Lopez e altri 2-3 innesti che andranno fatti, è chiaro che il Presidente ha voglia di giocare un campionato di vertice. Chiaramente dopo il campionato della passata stagione, dopo tutto quello che è successo, loro avevano dichiarato palesemente di voler puntare a tornare subito in Serie A, ti ritrovi che devi stare attento a non retrocedere, allora è chiaro che loro si mettono le mani davanti, dicono rimaniamo coi piedi pesati per terra, perché il campionato di Serie B, oltre ad essere totalmente diverso da quello di Serie A, è anche molto insidioso, i problemi sono dietro l'angolo, per cui bisogna stare umili, rimanere umili, anche se sulla carta, come lo è stato anche per il derby, sulla carta il Crotone è favorito, è inutile insomma nascondersi dietro un dito, però non è riuscito a vincere, e quindi è poi il campo che fa la differenza del giudice supremo, al di là dei nomi e del mercato che si fa. Grazie Claudia. Allora, grazie a voi, ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo lavoro e poi ci sentiremo in una prossima occasione. Grazie e grazie ancora. Sì, buonasera. E allora, visto che ha detto giustamente Claudio i problemi del Crotone, nel frattempo vediamo se siamo pronti, ci mettiamo in contatto in Solionetti con Alessandro Russo. Grazie. Il problema del Crotone è sfortunato in difesa del Crotone, perché Curado si è fatto male in precampionato, ci vorrà a novembre, Spolli si è fermato perché nessuno lo ha toccato, probabilmente, diceva la collega Claudia Berlingeri, si tratta di uno stiramento al polpaccio. In difesa lì devono fare qualcosa, sicuramente arriveranno altri 2 elementi, come ha parlato Claudia. Indipendentemente dagli stop sfortunati di Spolli e Curado, il Crotone aveva già messo in preventivo di
regalare a Giovanni Stroppa un nuovo tassello d'esperienza in difesa, e per questi sono contatti in corso con Silvestre, che convince meno, rispetto a Thomas Erto, che vorrebbe tornare in Italia. Il Crotone è una possibilità per il suo futuro. Sempre sul mercato dei difensori, chi scenderà nuovamente di categoria è uno dei difensori protagonisti della scorsa stagione, Marco Warnier, prelevato dall'Atalanta nella scorsa stagione. Questa è una notizia dell'ultima ora. Il Pisa è molto vicino a regalarsi Marco Warnier, più della Salernitana, per altre formazioni che si muovono, ma è sempre calciomercato in fermento, con un Crotone che, indipendentemente, ribadisco, dalle difficoltà, gli infortuni di Spolli e Curado, cerca ormai da 3 settimane a questa parte un rinforzo d'esperienza per la sua difesa. E tu ci vai a nozze, caro Attilio Balena, così come ci va a nozze anche l'amico e collega Alessandro Russo, che si occupa per la Gazzetta dello Sport del mercato di A, B e C. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a voi. Grazie per essere intervenuto. Grazie allora a voi. Alessandro, stiamo parlando di questo derby, poi ascolteremo anche i due allenatori. Allora, da dove vogliamo iniziare? Dal derby, e poi parliamo di Cosenza e Crotone, di quello che bolle in pentola per quanto riguarda la campagna acquisti? Ma come desideri, Franco? Guarda, Cosenza e Crotone è una partita che è andata... Ti sentiamo un po' distante, ti sentiamo distante. Provo a migliorare ora, come va? Adesso va meglio, sì. Bene, perfetto. Crotone Cosenza credo sia andata come era preventivabile, perché essendo un derby era una partita chiaramente equilibrata. Anche gli ultimi derby lo sono stati, sia in terra pitagorica sia allo stadio San Vito Marulla, sono terminati sì a favore della Cosenza, ma sono stati derby molto combattuti, decisi da episodi. Stavolta gli episodi non hanno avuto la meglio, nonostante le occasioni avute al Crotone, quelle abbastanza evidenti anche capitate alla Cosenza, non si è riuscito a sbloccare un equilibrio. È calcio d'agosto, un calcio ineffabile che non dà assolutamente le traiettorie giuste del valore delle squadre, che si vedrà più avanti. E anche se già nelle prime battute, per esempio, la Cremonese ha dato già un segnale di come vuole emergere in questo campionato, e altre squadre stanno dimostrando di avere subito il piglio di chi deve puntare dritto alla Serie A, perché ci sono squadre che hanno investito tanto, anzi tantissimo, per cercare di mettersi in lizza, e sicuramente avranno il loro perché. In queste ultime ore, per quanto riguarda invece il mercato, se vogliamo dare subito una sventagliata veloce, c'è grande bagarre per quanto riguarda le questioni dell'attacco, perché molte squadre cercano dei puntelli importanti. La Cremonese, sì, proprio la Cremonese, che nonostante abbia speso oltre 1 milione di euro per acquistare Daniel Ciofani dal Frosinone, cerca un altro colpo da 90. Il nome che gira è sempre quello di Ceravolo, ma deve uscire sicuramente Montalto prima di poter sperare l'attacco al giocatore della Parma. Questa la dice lunga sulle ambizioni della Cremonese, che è una squadra che vuole tornare in A con Rastrelli e cerca di fare le cose alla grandissima. Cercano punte e attaccanti anche delle altre squadre che sono nella zona delle favorite, come per esempio il Pescara, che non fa mistero di cercare un esterno offensivo molto forte. I nomi sono altisonanti, di Gaudio del Verona, poi c'è il nome di Matos dell'Udinese, sono quelli più caldi per quanto riguarda la formazione del Pescara. Oggi abbiamo scritto anche sulle colonne della Gazzetta molto vicino il terzino Masciangelo, scuola Juventus, che praticamente è in arrivo al Pescara, che fa le cose davvero con grande attenzione. In attacco ovviamente si dovrà muovere anche il Cosenza, che viste le difficoltà per arrivare a Pacoco, ma mai dire mai, all'ultimo secondo del mercato, perché è un po' diverso. Il Trapani ha alzato la paletta alta alla Cosenza per Zola, un giocatore voluto, cresciuto e pasciuto, se si può usare questo termine, per quanto riguarda da parte del DS Trinchiera, che lo aveva messo in cima a tutti i desideri. Lo ha tenuto coperto finché è stato possibile. Pronto? Si è interrotta la linea? Pronto Alessandro? È caduta la linea. Vabbè, vogliamo aggiungere qualcosa? Sento benissimo. Ecco. Ma no, va e viene, vediamo se abbiamo ripristinato la linea. Pronto Alessandro, ci sei? Io ci sono, Franco. E vabbè, allora stavi concludendo, mi dicevi del Cosenza, il Trapani che ha chiuso la porta per Nzola, questo era stato il tuo ultimo passaggio. Sì, poi l'ultima cosa, era... e proprio per il Trapani ha chiuso anche per Pettinari, beccando sul filo di lana il Venezia, che
si era fatto avanti, visti i buoni rapporti anche tra Meluso e Lupo, ma il Trapani ha praticamente peppato il momento dall'attaccante del Lecce, e in questa giornata e nella prossima ci sarà davvero da lottare, tenendo conto che la Salernitana, il prossimo avversario del Cosenza, deve fare almeno 2 o 3 innesti, uno in mediana, uno in difesa e uno in attacco. E in difesa i nomi caldi sono quelli di Regini, per esempio della Sampdoria. E poi c'è un nome che stiamo valutando in queste ultime ore con i colleghi e dovrebbe uscire allo scoperto la Salernitana nelle prossime ore. Il mercato del Cosenza è presto detto, serve non un giocatore per reparto, forse sì, un terzino sinistro. Il Cosenza sta provando a prendere Curcio del Brescia, il brasiliano. In mediana difficile, a mio avviso, arrivare a Vitacchio della Salernitana, ma comunque il Cosenza ci prova ancora. Forse Tuchel è un obiettivo più fattibile, uno svincolato, un giocatore che ma non gioca da un anno però, Alessandro, qui ci arrivano note che non gioca da un anno Buchel, è fermo. Anche Monaco non giocava da un anno. Bisogna vedere. Hai bisogno di giocatori, voglio dire, già che abbiano il passo? Non mi pare che il Cosenza sia nelle condizioni di andare a fare la sfilata di moda al calciomercato. C'è il tuo collega del tuo giornale, Walter Leone, che vuole intervenire. Vai Walter, scusa. Ciao Ale. Ciao Walter. Ciao. Walter. No, giusto mi intromettevo in quello che stavi dicendo tu. Se il Cosenza avesse avuto l'opportunità o la volontà, poi lasciamo agli altri l'interpretazione migliore da dare a questa nostra affermazione, se avesse voluto, secondo me poteva investire già su giocatori ben individuati per il ruolo di regista, e questa è una cosa che mi preoccupa, perché se secondo me Braglia è stato costretto a un certo punto ad adeguare la squadra a un tipo di gioco diverso da quello che aveva in mente, bisogna capire se l'obiettivo del Cosenza è quello di mettere a disposizione dell'allenatore un regista, oppure prendiamo un centrocampista così per prenderlo. Con Walter abbiamo la fortuna di confrontarci negli ultimi periodi anche quasi quotidianamente, nonostante gli impegni reciproci, sulle questioni del Cosenza, ed è una discussione, diciamo, a cuore aperto. È evidente che il Cosenza, il direttore sportivo Trinchera, condividendo quello che dice Walter, debba fare di necessità virtù, perché il mercato del Cosenza non è il mercato, perché non bisogna dare in pasto al pubblico di Cosenza delle cose, delle tabbenaggini. Il Cosenza fa un mercato che è lontano anni luce dalle possibilità del Pescara, dell'Empoli, del Benevento, del Frosinone, della Cremonese, del Venezia e di tante altre squadre. Il Cosenza fa un mercato di ingegno, di creatività. Il direttore sportivo Trinchera, a cui bisognerebbe fare un monumento, secondo me, quello che ha fatto fino a questo momento, la con simpatia, chiaramente deve adeguarsi alla bisogna, ed è probabile che anche la squadra è stata adeguata alla bisogna, come ha detto Walter prima. Palesemente alcuni obiettivi non sono stati raggiunti, ma non perché non c'è la capacità di prenderli, perché il mercato dice che quando il Cosenza va su Da Cruz basta che si sporge l'Ascoli e il Cosenza deve fare retromarcia, perché la possibilità dell'ingaggio, la procura data alla gente, la voglia di giocare in un club in un'altra posizione, e il Cosenza si deve adeguare, nonostante il Cosenza, bisogna dirlo, dal punto di vista complessivo è una squadra che ha una grandissima tifoseria. Poche squadre hanno 2-3 mila tifosi in trasferta, ha una grande tradizione, ma bisogna essere realisti, perché se il Cosenza va su Buchel, che è un grande giocatore ma è una scommessa, ci sarà un motivo. Cioè, questo dobbiamo chiedercelo. Non è che il Cosenza non ha chiesto Koulibaly all'Udinese, ma Koulibaly dice no all'Empoli, e probabilmente se l'Empoli al 90° chiede Koulibaly, Francoli e Cosenza, secondo voi dove va Koulibaly? Va all'Udinese, va all'Empoli, non ci sono dubbi a riguardo. Quindi non è questione di volere giocatori pronti. Giusto. Tutto il mercato del Cosenza è così. Il discorso, Alessandro, è capire se magari, perché noi abbiamo avuto l'esempio, lo dicevo prima, di Monaco, no? È un calciatore che era da un anno praticamente fermo, però l'approccio nel venire a Cosenza è stato positivo, perché si è rimesso in discussione, si è rimesso in gioco e lo sta dimostrando sul campo. È chiaro che se un calciatore come Bucher dovesse venire con la giusta mentalità, o per dirla alla Braglia, capire che viene al Cosenza e capire come ci si comporta al Cosenza,
potrebbe essere buon acquisto. l'ennesima Giusto, giusto. scommessa che si Ma va a Alessandro- vincere. Sentiamo Attilio Malena. Alessandro secondo me diceva una cosa giustissima per quanto riguarda le differenze dei budget, cioè oggettivamente anche solamente accostare e avvicinare il budget di Cosenza e Empoli, quando l'Empoli nella stessa categoria del Cosenza vende Krunic a 8 milioni, vende Benasserra a 15 milioni, vende Caputo a 8, c'è la Cremonese che investe, come giustamente diceva anche in quel caso Alessandro, 1.100.000 euro per strappare i Ciofani al Frosinone. Il Frosinone è nella condizione tale da poter dire no a una proposta da più di 1 milione di euro del Parma per Camillo Ciano, sono due dimensioni completamente diverse. Il Cosenza per forza di cose, come abbiamo sempre spiegato, deve andare su profili completamente diversi, profili da rilanciare, profili come Monaco che hanno delle grandi capacità tecniche ma che per diversi motivi non hanno potuto rendere per come ci si aspettava, ma paragonare o aspettarsi che il Cosenza possa fare lo stesso mercato dell'Empoli, dal mio punto di vista siamo totalmente fuori strada. C'è da dire una cosa, è giusto per concludere. Sì, concludiamo Alessandro, grazie. Così l'ha detto così da osservatore o anche da giornalista, ma magari il Cosenza prendesse Pukel. Cioè, ragazzi, parliamo di un giocatore di un talento indiscusso che ha avuto dei problemi, ma se si cala nella realtà è un giocatore vero, un giocatore di grande importanza Pukel. Cioè, il Cosenza non è che è scontato che prenda Pukel, il Cosenza sta provando a prendere Pukel. Tuchel è un giocatore di scuola Juventus, è un giocatore che ha fatto di tradizione, Ha fatto campionati di A con l'Empoli, ha fatto campionati di A col Verona, come no? Perché sennò cominciamo a dire delle cose. La piazza è pronta a ragionare, il Cosenza fa quello che può sul mercato, perché il Cosenza non ha messo sul piatto 7 milioni di euro per la campagna acquisti, ne ha messi poco più della metà complessivamente, e non è detto che li spenda tutti, perché è anche un'operazione saggia centinaia di soldi, anche perché uno dei migliori direttori sportivi sulla piazza italiana, che è il signor Marchetti, direttore sportivo della Cittadella, con il quale mi confronto diverse volte, ricordo che pur avendo avuto il budget più basso dell'anno scorso è stato finalista playoff, quindi bisogna secondo me cercare di educare l'orecchio del pubblico alla programmazione, anche all'ingegno per fare le campagne acquisti, perché è bello fare il rullo delle notizie e sentire Cosenza gli piace Tupta, Matos si interessa, però bisogna legare ai nomi i soldi, ai soldi le squadre. Dai Aldo, subito che dobbiamo perché abbiamo tanta roba ancora. Alessandro, 30 secondi, scusa. 30 secondi per te, 30 secondi di risposta per Alessandro. Io ritengo che i ragionamenti che stiamo facendo sono ragionamenti obiettivi e anche capaci di suscitare anche l'interesse di tante persone. Però una domanda io mi faccio e la faccio a voi giornalisti, ma se Braglia dice ci dobbiamo salvare, ci vogliono elementi per poterti salvare, secondo te questa squadra non verrà rafforzata, è capace di salvarsi in queste condizioni? È una domanda importante e difficile su cui bisogna, soprattutto noi che siamo qui a fare opinioni alla gente e quindi a spiegare, dobbiamo capire che cosa vuol dire Braglia, noi ci dobbiamo salvare. Ma Braglia cosa vuoi che dica? Ma Cosenza non è che lo deve dire Braglia, Braglia diciamo è il profeta del branco, come si dice molto bene a Cosenza, no? Però è palese che il Cosenza deve salvarsi. Cosa diamine deve fare il Cosenza del campionato di Serie B? Salvarsi. Giusto. Dove dobbiamo andare? Bisogna prima salvarsi. Ma la domanda vera non era questa, con questa rosa noi ci salviamo? Con questa rosa. Il Cosenza da domani comincerà a chiudere le 3-4 operazioni di benissimo. Bravissimo, grazie. Era questa la notizia che volevano sentire e volevano sentire i nostri tifosi. Te l'ha detto di Curcio, terzino sinistro a Curcio del brasiliano, ti ha detto di Bucco, ti ha detto che sta per arrivare un attaccante, mi pare che sia stato chiaro, come sono stati chiari prima Alessandro Malena e il nostro Walter Leone. E io sono d'accordo con Alessandro, vai Alessandro. Grazie Alessandro, se lunedì... Grazie a voi, saluto a tutti. Alessandro, non chiudere, se lunedì per caso ti trovi da queste parti, un posto per te è sempre qui da noi, a Replay. Grazie Franco, un saluto a tutti. Grazie. Alessandro, ciao. E allora Alessandro Russo, nel frattempo Enzo Leonetti, mi mandi per cortesia l'intervista a Piero Braglia perché ha anticipato qualcosa il nostro Aldo Cennam. Andiamo a sentire Piero Braglia, grazie. Bisogna essere contenti di quello che abbiamo visto, l'atteggiamento è giusto, adesso si tratta di migliorare condizione rosa. Bisogna tenere presente anche il fatto che fa caldo, dopo uno scatto facevano fatica a recuperare, l'Inter in ritiro sarà stato fermo 2 volte,
sempre 6 o 7 giorni, perciò lavori, grandi lavori, poi alla fine non ne ha fatti. Carretta ha fatto un miracolo a fare 1 ora e un quarto perché è stato operato, ha saltato tutta la preparazione. Pierini deve capire dove è capitato, perché Pierini è un giocatore forte, però deve calarsi nella realtà nostra, che è quella che ha appena finito di dire lei, lottare, atteggiamento giusto. Se farà anche questo diventerà ancora più forte. Sì, no, lui è un ragazzo che è dotato di corsa, di tiro, secondo me è un giocatore forte e sta a lui dimostrarlo, perché poi arriverà altra gente, perché io me lo auguro, perché qui nessuno ne parla, però è giusto che noi finiamo il nostro lavoro, noi dobbiamo completare la rosa, l'ha già detto il presidente Guarascio. Noi aspettiamo fiduciosi che questo avvenga. La risposta dei ragazzi è stata una risposta importante, non dimentichiamo che il Crotone è una squadra forte che ha già fatto 2 partite importanti, invece noi ne abbiamo fatta una contro una squadra di Ciel, non si è mai presa, perciò il Crotone è sicuramente più avanti di noi come preparazione, come disponibilità, come rosa. Noi siamo stati bravi a giocare per quello che potevamo fare, per non far giocare loro come volevano. Sono entrati delle persone, uno che l'anno scorso giocava in Serie D, altri che hanno fatto fatica in questo ritiro, facevano fatica a trovare la posizione. Infatti abbiamo corso dei rischi proprio negli ultimi 10 minuti. Ciaudone per noi è un riferimento, è un rompipalle, però è un riferimento, perché è un giocatore che non si nasconde mai, si fa vedere, quando c'è da tenere una palla la tiene, quando c'è da inserirsi ci va, perciò è un giocatore importante per noi. Giocatore importante per noi, Ciaudone, ha fatto un passaggio simpaticissimo, caro Val, però ci sono tanti spunti, da dove vogliamo iniziare? Prego. Ho grande Tanti stima spunti, di Piero Braglia, Braglia. capisco anche i suoi sfoghi, però quando lui dice che nessuno ne parla, caro mister, sei informato poco bene. Sarebbe più giusto che lei dicesse non tutti ne parlano. Allora, perché lei credo che stia imparando a conoscere questa realtà. Chi ne parla viene bene identificato come colui che vuole il male del Cosenza. Su Gazzetta dello Sport è stato dato un giudizio negativo sul mercato Ma del diciamolo, Cosenza. gli ha dato 5. 5,5. Dove è stato scritto che la garanzia, purtroppo, è lei, e me ne assumo la responsabilità, ha la fortuna di avere al suo fianco uno staff eccezionale per quanto riguarda proprio la gestione del gruppo, però è chiaro che è una squadra che è incompleta. Per avere scritto queste cose ci hanno massacrato sui social network, che noi eravamo i nemici del Cosenza. Lei, quando dice che nessuno ne parla, farebbe meglio a dire non tutti ne parlano, perché come dice Monua si guardano a mano. Perché, apriamo e chiudiamo. Ti sei tolto un sassolone dallo scarpa. Ti sei tolto un sassolone dalla scarpa. Attilio Malena. Una cosa. Prego Attilio. Attilio è giovane, insomma, sai, poi noi più esperti, lui c'è sempre da apprendere qualcosa. Walter è stato chiamato a fornire una valutazione sul mercato del Cosenza, no? È giusto che l'abbia fatta. Ma come si fa a valutare il mercato del Cosenza prima del 2 settembre? No, non si è valutato, è stato era una valutazione legata al precampionato, esatto, all'inizio di stagione. Coppa Italia. Allora, precampionato ne hai presi 5 dal Monopoli, credo che lo abbiano saputo tutti in Italia. Hai perso in Coppa Italia, che sei stato eliminato al primo turno da una squadra di Serie C. Hai comunque una squadra incompleta. Non è la valutazione che viene data sul mercato, è la valutazione sullo stato, diciamo, tra virgolette, di salute del Cosenza a una settimana dall'inizio del campionato. È giusto puntualizzarlo, perché il voto che si era diffuso era un voto sul mercato del Cosenza, che non può essere fatto. Dopo che c'è Enzo Leonetti che conosci molto meglio di me, altrimenti ci taglia pubblicità. Enzo Leonetti, vai, perché è interessante. Poi ritorniamo in studio e mi chiami subito Gabriele Martino, grande direttore sportivo e generale di Lazio e Regina, che adesso lavora in quel di Coverciano. Grazie, pubblicità, restate con noi.
Terza ed ultima parte di replay. Allora, ho visto che insomma il dibattito era abbastanza animato. Intanto Gabriele Martini ce l'abbiamo al telefono, veniamo a Enzo Leonetti così introduciamo pure la Serie C. Allora, che stavi dicendo? A concludere, Attilio, su quello che aveva detto testé Walter Leone. No, a sancire... Cioè Schira ha spiegato sulla Gazzetta dello Sport, che io l'ho letto, penso di capire quello che leggo, insomma, no? Fanì, era Andrea Fanì. Fanì, scusami, non Schira, Fanì. Allora, ho capito quello che voleva dire, quello che in effetti ha spiegato Walter. Ma Era riferito... la puntualizzazione è corretta, è corretta. Molti potevano pensare che il voto fosse riferito al mercato del Cosenza, ma la griglia, come farà la Gazzetta dello Sport, si farà dalle 23 del 2 settembre, visto che il mercato chiude, tutti la chiude alle 22, ma è anche un divertimento, no? Provare Prego, Aldo, nel ipotizzare. frattempo vediamo se c'è Gabriele Martino, vai. Ma il problema, guarda, adesso noi dobbiamo anche analizzare le parole di Braglia con molta attenzione. Walter ha toccato dei tasti molto importanti e Braglia nelle sue dichiarazioni, con la sua grazia, li ha saputo. Tanto è vero che Braglia è così forte, intelligente, che spesso quando fa le conferenze stampa alcune volte chiede anche al giornalista chi deve essere che gli fa la prima domanda. L'altra volta ho assistito, ha chiesto che Franco Serretto gli facesse la prima, perché Braglia anche in questo perché in questo, scusa Martino, 30 secondi. Il problema è uno solo, ragazzi. Il problema è che tutti sappiamo, tutti, anche il Presidente, che questa squadra è incompleta. È chiaro che ci vuole adesso no, lo sa. Non lo sa. No, avrebbe detto altrimenti, perché dopo Crotone si completa la rosa. Lo sa. Sentiamo Gabriele Martino, buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi tutti. Anche Gabriele Martino sa che questa squadra è incompleta. Crotone e Cosenza, allora come la mettiamo? No, è chiaro che in tutte le valutazioni che si vanno a fare, sia collettive che prestazioni individuali, è chiaro che dobbiamo tenere presente della condizione approssimativa, sì, o comunque non al top. Eravamo solo alla prima partita di campionato, per cui sia le prestazioni atletiche che quelle tecniche-tattiche risentono del momento e quindi anche della fortissima calura agostana che c'era a Lezio Scida. Vero. Però devo dire che la partita, a mio avviso, è stata gradevole, proprio considerando che eravamo al 25 di agosto. La partita è stata gradevole, credo che il pubblico, seppur di fronte ad 1-0 si sia divertito, perché è stato ben interpretato dalle due squadre. Il Crotone con il 3-5-2, del Crotone mi è piaciuto il fatto, è tipico delle squadre di Stroppa, che abbia cercato l'inizio della manovra da dietro con buone trame, anche se poi magari l'uscita di Spolli ha fatto perdere un po' di sicurezza al reparto arretrato, e quindi mi è piaciuto questa ricerca del proporre gioco sin dalle proprie retrovie. Mi ha favorevolmente impressionato anche il Cosenza, devo dire, con questo 4-2-3-1 non tipicamente bragliano, sì. però per tutto il primo tempo la squadra mi è piaciuta, una 4 difensiva che ho vista molto ben compatta, stretta, e poi aiutata da questo duo di centrocampo Bruccini e Sciaudone, che oltre a saper fare schermo davanti appunto a questi 4, riuscivano anche a mandare in contropiede manovrato quelle che io ho definito le 3 zanzare, i trequartisti, Baez, Pierini e Carretta. 1-0-0 sostanzialmente, un punto per uno, a mio avviso sostanzialmente equo, sostanzialmente giusto. Potevano far gol sia il Crotone sia il Cosenza, e io
Vabbè, a parte che sicuramente voi sapete meglio di me perché seguite più da vicino tutta la storia e lo sviluppo del Cosenza, e appare evidente che la squadra, anziché la società, in questa ultima settimana di calciomercato debba fare qualcosa. Sarebbe autolesionistico non rafforzare la squadra, visto che ci sono, secondo me, la predisposizione a far bene anche quest'anno. L'altra cosa che mi è piaciuta prego direttore, prego. È stata la facilità di adattamento da parte dei giocatori ai diversi sistemi tattici cui sono stati chiamati durante l'arco dei 90 minuti. La squadra poi, come avete visto tutti, è passata a un certo punto a 5. A 5, sì. È entrato Capela. Esatto, con l'ingresso di Capela la squadra si è messa a 5 e queste 3 zanzare che possono diventare... Ma tu conosci bene Mirko Carretta, direttore, no? Sì, Mirko l'ho avuto io 5 anni fa in Serie C. Sapevo che avrebbe fatto bene in B. Mirko ha capacità muscolari, capacità atletiche, di velocità e di tecnica nell'1 contro 1 micidiali, addirittura da Serie A, e riesce anche nell'arco della stagione, ve ne renderete conto, oltre che quando la sua condizione raggiungerà il top, sì, oltre a fare estasiare magari il pubblico con i suoi dribbling e con i suoi assist, riuscirà anche a fare dei gol, ed è uno che dalla cintola in su può giocare in qualunque posto, può giocare da esterno, può giocare da sottopunta, addirittura potrebbe fare anche il secondo attaccante. Sentiamo Walter Leone per il direttore. Una domanda da Walter Leone, Gazzetta dello Sport. Prego. Buonasera Gabriele, Walter Leone. Buonasera Walter, buonasera. Intanto consentimi di farti i complimenti perché ancora una volta dimostri di essere sempre lucido e sempre sul pezzo. Poi Gabriele Martino, quando c'è la necessità di trovare uno che riesca a gestire situazioni complicatissime lo chiamano, poi è troppo facile. È vero. No, Gabriele. È vero, è vero. È una battuta che ho voluto fare perché pensavo come troppo ti piace vincere facile, no? Mi pare che sia questo. Comunque complimenti ancora una volta, però ti voglio chiedere se tu oggi, perché hai fatto una giusta osservazione, ma il Cosenza riesce ad adattarsi ai diversi tipi di moduli che a partita in corso, anche perché nel calcio, tu me lo insegni, la continuità è fondamentale. 8/11 dei calciatori che erano in campo a Crotone erano con Braglia già lo scorso anno. Diciamo che nonostante le difficoltà dovute a un organico che ancora va completato, dall'altra parte diciamo che c'è stata l'altra faccia della medaglia che ha consentito a Braglia di poter contare sui suoi uomini che ne conoscono quello che lui ovviamente chiede sul campo. Ma ecco perché ho detto che sono stato favorevolmente colpito dalla prestazione del Cosenza, e chi mi conosce sa bene che dico quel che penso, sì, non perché sono ospite di una trasmissione prestigiosa e cosentina, assolutamente. Ma regionale, grazie. Non mi aspettavo alla prima giornata di campionato intanto il gioco dei 3, definiamoli come vogliamo, dei 3 trequartisti, delle 3 zanzare che pungevano, mettendo in difficoltà la difesa del Crotone, che si sacrificavano andando a pressare il playmaker avversario, che si interscambiavano di posizione. Questo è frutto del lavoro dell'allenatore e del suo staff, e quindi meritano i complimenti. Certo, la continuità, soprattutto perché è un gioco dispendioso, questa è tutta da verificare. Poi sembrerà strano
ma a mio avviso è più facile poterlo fare fuori casa che non in casa, perché Questo comunque fuori hai più spazi dove i velocisti possono incunearsi con maggiore facilità. Benissimo. Se davanti, insomma, se il Cosenza verrà completato come credo sapranno fare il presidente Guarascio e il suo team con Trinchera in testa, secondo me il Cosenza potrà togliersi delle belle soddisfazioni, proprio perché per me è stato un nuovo modo di interpretare il calcio che Braglia ha dimostrato di essere riuscito già in poco tempo a saper trasmettere ai propri giocatori. Grazie direttore per l'intervento. La prossima settimana parleremo poi della Serie C, perché è partito bene il Catanzaro, 1-1 di Mimmo Toscana contro la Virtus Francavilla, le squadre sono ancora in rodaggio. Grazie a voi. Grazie per essere intervenuto. Buonasera. Allora Attilio, sei d'accordo su quello, facciamo un giro su quello che ha detto Non si può non essere d'accordo. Gabriele Martino? Sostanzialmente, anche perché le tre zanzare, come le ha definite il direttore, hanno fatto male in più occasioni la difesa del Crotone, e io credo che, ritornando a un passaggio precedente, lasciano intravedere come sicuramente non siano al massimo della condizione fisica, ma come possano impensierire qualunque difesa cadetta, Carretta, come lo stesso Pierini, così come lo stesso Baez, in attesa del tanto agognato centravanti, in grado di non vanificare tutto il prodotto del gioco del Cosenza tra centrocampo e a sostegno della punta. Walter e poi Aldo, e poi andiamo a sentire Stroppa. Se io su questa cosa vorrei capire bene, perché Pierini ha fatto tutto il precampionato da prima punta. Io lo vieni a chiedere a Braglia, no? Andiamo insieme e glielo chiediamo insieme. Con Bucchi, sì. Con Literi. Al Sassuolo. Sassuolo, sì, con De Zerbi. Con De Zerbi. E con De Zerbi al Sassuolo. E occhio a Conè. Io questo giocatore lì davanti è uno, l'ho visto l'altra volta all'allenamento, è uno che fa veramente male. Aldo. Beh, io che dire, Martino ha fatto una disamina che mi sento di condividere. È chiaro che adesso bisogna soprattutto pensare a quello che stiamo dicendo noi e dicono tutti a questa settimana, per dare un volto vero al Cosenza. È chiaro che anche Braglia ieri ha dimostrato di sapersi gestire bene, prima con un modulo, poi con l'altro, quando è uscito Litteri è dato Carreccio, ha fatto dei movimenti che hanno messo anche un pochino fuori strada Stroppa, perché probabilmente Stroppa si aspettava un altro tipo di formazione, poi Braglia ha mischiato le carte, per cui io penso che questa squadra ci potrà dare soddisfazioni importanti se arriveranno in questa settimana tre elementi di categoria, di peso, che sappiano veramente fare la differenza. Ok, grazie. Allora, parlavi di Stroppa, te lo sei chiamato Stroppa, il nostro amico allenatore del Crotone, Giovannino Stroppa, che viene dalla scuola di Zeman. Andiamo ad ascoltare quello che ha detto nel dopo partita. Grazie Leonetti. Stroppa. Di sicuro è una squadra ostica che gioca ai limiti del regolamento, che ti chiude tutti gli spazi, ben messa in campo. Diciamo che ci sono stati tanti tempi morti, si poteva far giocare un pochino di più e tirar fuori qualche cartellino in più. Per il resto bisogna fare i complimenti al Cosenza, perché è venuto qui a fare la partita che voleva fare. Poi, con una squadra come la mia che cerca e che ha creato così tanto, devi vincere la partita. Meno male che non l'abbiamo persa, perché una partita del genere rischi anche di perderla. Quindi meno male che sono qua a commentare un punto invece di commentare niente. Le occasioni che potenzialmente ha creato il Cosenza era per errori tecnici nostri, errori che, perdendo palla, soprattutto quello del secondo tempo, allucinante, forse la voglia e la possibilità di toccare con mano la possibile vittoria ci ha in maniera esasperata sbilanciato. L'occasione di Carretta, c'è un fuorigioco con la parata di Corda, c'è un fuorigioco allucinante, 2 metri di fuorigioco. Se perdevo la partita lì era veramente un disastro, quindi portiamo la VAR in Serie B, visti i recenti trascorsi qua a Crotone, ma credo che sia un bene comune.
è un bene comune, perché su errori del genere tu puoi perdere una partita, al di là di quello che potevano essere i meriti di una squadra o dell'altra, però un errore così madornale, evidente, aver perso la partita lì sarebbe stato devastante a livello psicologico. E allora, visto che ha detto, è una partita che si poteva vincere, si poteva perdere, l'abbiamo pareggiata, però sarebbe stato devastante a livello psicologico. Ha fatto 2 o 3 passaggi, però, insomma, dai, ha ripreso la preparazione, così come l'ha ripreso pure il Cosenza, caro Attilio. Cosa fatta, diceva un grande allenatore che per quanto mi riguarda si chiamava Bruno Giorgi, che purtroppo non è più fra noi da un po' di anni, e quindi andiamo ad introdurre la Serie C. L'hai detto tu all'inizio, il Catanzaro che batte 2-1 la formazione di Tedino, quindi il Teramo, poi ha perso il Rende contro il Bisceglie, ha perso anche la Vibonese per 1-0 e insomma, una vittoria, un pari e 2 sconfitte. No, indicazioni ma non sentenze sulle calabresi di Serie C. Il Catanzaro che parte bene, competitivo probabilmente. Dicevamo della come Regina 1-1 contro il Francavilla in trasferta. Assolutamente, un Catanzaro che tra l'altro ha battuto una delle formazioni da temere fino alla fine in questo campionato e che si rinforzerà ancora in sessione di calciomercato, assolutamente. Era a Palermo. Indicazioni ma non sentenze soprattutto per la Regina, che carburerà in attesa dell'arrivo del Tanque Denis, grande colpo firmato dal presidente Gallo, ma è una Regina che ha già messo in chiaro da subito quale può essere la strada da un punto di vista tattico. Ha bisogno ancora di qualche settimana, ma già non perdere a Francavilla è un risultato importante, anche perché la grande qualità delle formazioni di Bruno Trocini è quella di non far rendere al massimo le formazioni che affronta, e ci è riuscito anche con la Regina. Per quanto riguarda invece la Vibonese, una squadra ancora fuori condizione, probabilmente, che si è rinforzata, che ha tutte le qualità, è stata plasmata di immagine e somiglianza per il 4-3-3 di Giacomo Modi, che può divertire con l'obiettivo salvezza, e dall'altra parte un Rende che ha faticato enormemente contro il Bisceglie, anche se presumibilmente lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto. E allora andiamo a vedere la Serie C che ce l'ha confezionata Gianluca Pasqua, se siamo pronti, per cortesia Leonetti, vediamo le calabresi di Serie C, grazie. Il Catanzaro mantiene le promesse e parte bene in campionato, battendo un Teramo tutt'altro che debole e rinunciatario. L'avvio è equilibrato e a viso aperto Celiento e Mungo accendono il ceravolo. La gara si sblocca poco dopo il quarto d'ora sul cross di Canutè deviato da Celiento. Tomei evita il gol ma non può nulla sul tapin di Nicastro, che porta in vantaggio i giallorossi. Il raddoppio arriva sul rigore, Riggio e Ilari sono incollati e il difensore del Catanzaro va giù, decisione contestata ma rete del 2-0 a firma di Canutè. Nella ripresa Martignago può riaprire il match, si procura un rigore ma Di Gennaro è abile a neutralizzarlo. Il gol ospite arriva lo stesso ed è frutto di un'incomprensione tra Celiento e Di Gennaro che si ostacolano a vicenda. Nulla di grave, i 3 punti sono del Catanzaro. La Virtus Francavilla torna al proprio impianto e frena la partenza della Regina, costretta al pari nonostante una buona prova soprattutto nella ripresa. Vantaggio per di casa siglato da Vasquez sul calcio di rigore. Il pareggio di De Francesco, il suo tiro cross, una traiettoria incredibile che inganna Costa. Un gran gol di Fella condanna alla sconfitta la Vibonese a Monopoli, conclusione della grande distanza dell'attaccante che supera Greco nei minuti finali di un confronto giocato su buoni livelli dalla squadra di Modica. A razza di Vibo, prima uscita del Rende contro il Bisceglie, partita non bellissima decisa dalla rete di Gatto sul fine del primo tempo. Inutile la reazione dei biancorossi, trascinati da Massimo Loviso. Casadei dice di no a Libertazzi e porta in Puglia 3 punti. Allora Walter, hai visto come va il calcio? Il Rende che ha giocato sempre nell'area avversaria, nel Bisceglie, perde per 1-0, poi abbiamo visto il 2-1 del Catanzaro e l'1-1 di Mimmo Toscano sul nuovo terreno, ha visto? In erba sono sintetica. tornati sul loro campo, sì, sì. Mi pare che si chiami Papa Giovanni. Sì, della Virtus Francavilla, allenata dal nostro amico Bruno Trocini, che salutiamo, una squadra, come diceva Attilio, ostica perché non ti fa giocare. Ma guarda che Bruno Trocini credo che se ne parla troppo poco, però prima a Rende, lo scorso anno a Francavilla e già in questo precampionato sta dimostrando tutto il suo valore. È chiaro che la Regina ti aspetti la vittoria, se vai a mettere sul piatto della bilancia le differenze tecniche tra le due squadre. Con l'arrivo di Denis aumentano ulteriormente
le responsabilità. Però mi dicono che sia un po' datato negli anni, insomma. No? Lo so, però sai, è arrivato Dennis, ma tutti lei parlano... al 40% in questa categoria fa la differenza. Sì, lo so, però siccome ho l'esperienza per averne visti tanti di calciatori che magari arrivati a fine carriera dice vabbè, uno come lui in C o in D addirittura, bisogna sempre vedere con quale testa viene, come stai se fisicamente, lo fa magari il discorso di Monaco, il discorso di Buco, quello che abbiamo detto se lo prima. fai a Cosenza non lo fanno sicuramente per l'ingaggio, perché sappiamo che il nostro presidente cerca di ottenere il massimo per quanto riguarda gli ingaggi. Ci chiedono di Criseti, che arriva qui una notizia che il Cosenza è interessato a Criseti, che è uscito dal Bologna, mi pare. Il Cosenza cerca quel profilo, ma Criseti per valutazione e soprattutto per ingaggio non rientra pienamente nei parametri, ma le vie del mercato sono infinite, come direbbe qualcuno, ma al momento non ci risulta. Ma sai quanti giocatori resteranno a casa in questa settimana? I procuratori come si mettono al telefono e chiamano le società, caro Attilio? Quello assolutamente, ma parliamoci chiaro, il gioco delle parti tra domanda e offerta. No, per chiudere il discorso su Dennis, tra l'altro... Ma c'hai pure Reginaldo, se le metti insieme? Nell'immediato cosa può dare Dennis? È un bel attacco, non arriva una figurina, ma arriva un calciatore che anche lo scorso anno ha segnato e ha avuto quella leadership, quell'impatto che la regina si attende con l'arrivo di Dennis. Sì, ma se l'ha voluto il minuto Toscano, lui, quello Reginaldo, che dico io, che aumentano adesso le eh. responsabilità e comunque la gente diciamo che aumentano le aspettative. Però aumentano le aspettative. Io non mi sorprendo del pareggio della regina a Francavilla. Francavilla secondo me quest'anno farà un campionato, sarà una sorpresa. È una squadra ostica, oltre che bravo, a parte Brunello, il fatto che davanti adesso ha preso Perez, Baclé, Vasquez, insomma, Perez, Baclé, Vasquez sulla carta in termini... Non perché sono amico di Brunello da tanti anni e lo conosco anche come famiglia, però secondo me quest'anno il Freghello ha fatto una campagna acquisto oculata, per cui la regina non deve assolutamente pensare che il punticino preso a Francavilla sia un punticino così per caso. È chiaro che Toscano, che è un allenatore vincente, punta quest'anno probabilmente ad arrivare prima a vincere. Ok, andiamo a vedere allora. Però è un bel campionato. Quello che mi ha sorpreso è il Rende, però il Rende giocare fuori casa senza pubblico non è facile per nessuno, per cui bisogna aspettare. E allora Enzo Leonetti che potrebbe giocare addirittura a Matera. Sì, così. Vedete, signori miei, non è vediamo possibile. Il prossimo turno sia della B che della Serie C. Vediamo che il Cosenza giocherà in casa contro la Salernitana, ricordiamo sabato prossimo alle ore 21 al San Vito Marulla. Vediamo un attimo se siamo pronti. Enzo, mi mandi per cortesia la seconda giornata del prossimo turno di campionato. E allora vediamo un attimo, eccola qua, è arrivata. Benevento Cittadella, Chievo Verona Empoli, Cosenza Salernitana, Cremonese Virtus Entella, Frosinone Ascoli, Juve Stabia Pisa, Livorno Perugia, Pescara Pordenone, Spezia Crotone. Questo è un test molto probante, caro Attilio, per il Crotone. Trapani Venezia. Allora introduciamo questo, siamo in chiusura. Cosenza Salernitana e Spezia Crotone. Brevemente, sia Salernitana che Spezia arrivano da una prima giornata da grandi protagoniste in termini di gol e in termini di condizione fisica e di impatto sul nuovo campionato. Una Salernitana che ha già divertito e ha battuto tra l'altro una delle formazioni che ha lavorato meglio sul mercato come il Pescara, già in condizione per molti suoi interpreti la Salernitana, quindi non sarà assolutamente una gara semplice per gli uomini di Piero Braille. Dall'altra parte nemmeno la trasferta di La Spezia, storicamente ostica per il Crotone. Uno Spezia in grado anche di saper gestire i vari momenti della gara. È capitato a Cittadella, il Cittadella ha messo a ferro e fuoco la difesa dello Spezia ma non è riuscito a colpire. Poi nel secondo tempo, con un atteggiamento totalmente diverso e con la qualità dei suoi interpreti, lo Spezia con un 1-2 ha tramortito le speranze del Cittadella. Due impegni probanti che faranno capire quanto le due squadre calabresi impegnate in cadetteria siano effettivamente già pronte, già sul pezzo rispetto a Salernitana e Spezia, che lo hanno già dimostrato nella prima di campionato. Walter, allora, Cosenza Salernitana, Braglia contro l'ex CT della Nazionale Ventura. Sabato sera ci divertiremo. Gran bella partita. Sui valori tecnici ha detto tutto Attilio. Di quanto è accaduto nella prima giornata ha detto tutto Attilio, però Cosenza Salernitana è tutta una partita. È vero. Là non ci sono valori tecnici che tengano. È chiaro che si affrontano due allenatori che hanno grande esperienza. Speriamo di avere buone notizie nelle prossime ore, perché ancora al momento la
la prevendita non è partita, per cui magari nelle prossime ore arriverà. Sicuramente. Allora Walter, chiedo scusa perché siamo in chiusura, io vi vado a leggere subito il prossimo turno della Serie C: Paganese Monopoli, poi Picerno Rieti, Teramo Sicola Leonzio, Ternana Potenza, Bari Viterbese, Bisceglie Catanzaro, il Catanzaro giocherà in trasferta, Casertana Rende, la stessa cosa per la formazione di Angelo Andreoli, Catania Virtus Francavilla, Regina Cavese, la Regina giocherà in casa domenica alle 17:30 e infine Vibonese Avellino. E siamo giunti ai titoli di coda anche per oggi, per questa prima puntata della nuova stagione 2019-2020 qui a Replay su Teleeuropa Network. Vado a ringraziare Attilio Malena, che ritroveremo con noi prossimamente. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a Walter Leone della Gazzetta dello Sport. Grazie a voi. E grazie al nostro compagno di viaggio ed avventura Aldo Genova. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Aldo. Noi ci rivedremo allora lunedì prossimo, sempre alle ore 15, sempre su Teleeuropa Network. Salutiamo Stella Battaglia, che prossimamente dovrebbe essere con noi, ci ha seguito da fuori. Grazie, arrivederci, alla prossima.